China Market nel mirino, blitz dei carabinieri in tutto il Veneto con una raffica di controlli. Al setaccio 317 attività commerciali e artigianali. La pesca è proficua, 587 violazioni amministrative, 163 penali, 17 negozi posti sotto sequestro e 69 denunciati per abusi edilizi, violazioni igienico-sanitarie e impiego irregolare di lavoratori stranieri. Le trasgressioni made in China sono anche sotto il fuoco incrociato di guardie di finanza e polizie locali. Solo a Padova in un anno e mezzo i vigili hanno sequestrato più di 18.000 articoli. Sono stati dati dalla Guardia di Finanza dati molto pesanti in questi ultimi mesi in termini di sequestri. La Guardia di Finanza conferma che ha una presenza settimanale all'interno di questi luoghi con controlli continui. A Padova il sindaco Massimo Bitonci nel suo giro di vite sulla sicurezza contro il degrado e la concorrenza sleale punta anche il centro all'ingrosso cinese per evitare che si trasformi in un centro commerciale nella zona industriale. Questo di fatto sta diventando un centro commerciale perché vendono, stanno ai limiti della legalità, dovrebbe essere un centro per grossisti e invece poi si va al dettaglio a comprare il jeans piuttosto che la lampadina di Natale, piuttosto che qualsiasi altro oggetto che vendono lì. Vi anticipo che studieremo una verifica di carattere normativo perché dal mio punto di vista non sono assimilabili le attività all'ingrosso con quelle al minuto e come è noto il semplice cittadino va a comprare anche al minuto degli articoli che dovrebbero essere venduti all'ingrosso. Il pericolo adesso a Padova è che i controlli incrociati di Fiamme Gialle e Polizia Locale concentrati nella zona industriale spingano eventuali attività illegali cinesi a spostarsi in altri quartieri della città. C'è il tentativo da parte delle attività cinesi di allargarsi e di espandersi proprio per il peso del controllo che c'è stato in questi mesi, allargarsi e sfuggire diciamo, all'area circoscritta ed andare magari a fare attività da altre parti, approfittando anche del momento di crisi perché si ha la possibilità di avere luoghi a poco prezzo per poter comprarli o prendere in affitto altri capannoni. Insomma, il Made in China è nel mirino, si stringe il cerchio sugli abusi delle attività asiatiche che praticano concorrenza sleale nei confronti dei commercianti italiani. A Padova il nuovo sindaco è pronto a far pulizia e i negozianti sono con lui. Quindi bisogna continuare a seguire questi fenomeni e cercare di bloccare l'illegalità nel momento in cui già soffrono le nostre attività di fronte a questa concorrenza sleale.